Contro ogni previsione sono in difficoltà qui a Jesolo. Partire dietro rende tutto più complicato, ma ho già dimostrato in passato che le rimonte mi riescono anche bene, sperando anche in un po' di fortuna. Unica incognita del mio piano di rimonta è proprio il kart. Devo sperare di trovare delle gomme meno usurate possibile, cosa non scontata visto che questa flotta gira in maniera continua da venerdì. La cosa che mi conforta è che per via dell'incidente in qualifica il programma si è allungato e come vedete siamo in tarda serata inoltrata, quasi lo stesso orario del mio stint in notturna alla 24 ore, nel quale ho fatto segnare il best lap della squadra, girando sull'1.02 basso, che sarebbe un ritmo molto interessante per il mio tentativo di recupero. Stacca bene. Sembra tenere, dai. Quello sembra tenere. Sarò onesto, so già che sarà una gara di sofferenza. Il kart sembra avere un po' più di motore, ma le gomme fischiano al minimo movimento di sterzo. Questo significa che non generano grip a sufficienza a causa dell'usura, benché la pista sia gommatissima. Dovrò cercare di capire come guidare il kart in queste condizioni e limitare i danni per il campionato. Facciamo alcuni giri qua perché... No, così! Dai, su! Ecco uno dei difetti di Jesolo, in alcuni punti è totalmente buio e vi chiedo scusa per la qualità delle riprese. Come sapete l'action camera soffrono in queste condizioni, benché io abbia regolato le camere come si deve. Tornando alla gara mi sono preso con comodo il primo giro per vedere com'è la situazione ed evitare incidenti, per cui adesso è il momento di spingere anche se vedo che davanti di motore ne hanno. Promemoria, evitare il cordolo interno di curva 8. Voi non potete immaginare come fischino le gomme. Anche nelle curve veloci con poco angolo di sterzo iniziano a slittare. Devo cercare di stare incollato al gruppo davanti, anche per sfruttare eventuali errori durante la bagarre. E uno è andato.
Davanti a me si stanno scornando per bene, ma così quelli davanti stanno guadagnando terreno. Devo superarli a tutti i costi. Ho notato subito una cosa in questi primi giri. Nel guidato recupero tantissimo, ma quando arrivo nell'ultimo tratto mi vanno via in velocità, anche cercando di rimanere in scia. La situazione non si sblocca, per cui se non ho velocità sul dritto devo inventarmi qualcosa in altre parti. Il pilota davanti è uscito male dalla 9, devo approfittarne. Bello pulito alla 10, adesso dovrò difendermi con i denti e colmare il distacco con quelli davanti. Perfetto, ho ripreso il pilota davanti, provo a buttarmi in carena per guadagnare un po' di velocità e poter tentare un attacco alla 2. Ecco il momento giusto, ora o mai più. E andiamo, sorpasso portato a casa. Fino ad ora sono riuscito a difendermi in qualche modo, ma non so per quanto potrò resistere. Come non detto, mi ha sverniciato sul dritto, devo subito rispondere. Ok, non è più pulito dei sorpassi, ma il risultato l'abbiamo portato a casa, no? Adesso devo cercare di allungare per non dare la scia ai piloti dietro. Mi gioco tutto nel guidato. Per questo giro ho un po' di vantaggio, per cui dovrei essere tranquillo. Ok, questo è l'ultimo giro. Ho un po' di vantaggio, mi basta solo non commettere errori e finalmente finirà questo supplizio. In bassa velocità finiscono le gomme, Dio Cristo, sono finite proprio alla frutta proprio. Sarò abbastanza onesto, è stata una delle peggiori gare della stagione, veramente.
Non sono mai riuscito ad arrivare a quelli che sono i miei standard, non sono riuscito a trovare il passo, non sono riuscito a entrare in confidenza con i kart e con la pista, veramente è stata una domenica disastrosa. Come direbbe Bombinotto, devo capire come guidare i kart con le gomme in quelle condizioni, perché effettivamente erano molto consumate e facevo veramente tanta fatica a guidare, veramente. Ed è una cosa su cui dovrò lavorare veramente tanto, perché non può essere sempre domenica bello tranquillo sereno con le gomme nuove, dovrò anche affrontare questa tipologia di problematica. Tutto sommato, nella giornata negativa a livello di classifica la situazione è un po' rimasta invariata, a parte che il mio distacco è aumentato da 2-3 punti a 5 punti di distacco da piccolomone, ma quello che mi preoccupa di più è che arrivano tutti dietro di gran carriera, specialmente Veggo che mi ha agganciato in seconda posizione a pari punti. E a complicare ulteriormente il finale di stagione c'è anche che la prossima gara, che sarà la 4 ore Endurance 5 della B-Karting, per cui vi consiglio di seguire i social del campionato che trovate in iscrizione per tutti gli aggiornamenti, non sarà valida per la classifica piloti né tantomeno per quella over 80 kg. Per cui alla prova dei fatti mancheranno soltanto 3 gare alla fine, di cui la terzultima in una pista in cui non ho mai girato e che non conosco, ovvero il Pordenone Kart Indoor. Mentre alla B-Karting e al Vicenza Kart Indoor, le ultime 2 tappe, posso dire la mia. Di sicuro sarà un fine stagione clamoroso, tiratissimo, perché siamo tutti lì attaccati e il minimo errore lo si paga a carissimo prezzo. Spero che questo video vi sia piaciuto, lasciate un like, attivate le notifiche ed iscrivetevi al canale. D'ora in poi in descrizione troverete il mio profilo Linktree, dove troverete tutto quello che mi riguarda: profili social, email di contatto, media kit, il link per il sito Zampelme dove potrete sfruttare il codice sconto Vado10 e anche il mio profilo kit, dove troverete tutta la mia attrezzatura e potrete anche acquistarla. Dal vostro Domax è tutto, ci vediamo alla prossima, bye bye!